La qualità di un ateneo è data non solo dalla didattica e la ricerca, che rimangono comunque fondamentali, ma anche dai servizi che l'ateneo riesce a fornire, a offrire ai propri studenti e ai propri docenti. Di che tipo di servizi parliamo? Parliamo di servizi legati alla scelta degli studenti nel percorso formativo, a servizi legati al proprio percorso formativo, quindi l'orientamento, gli stage, l'organizzazione dei tirocini. Parliamo anche del placement, cioè della facilitazione dello studente a entrare nel mondo del lavoro. Parliamo anche di servizi, diciamo, di procedure messe in atto dall'amministrazione, quindi come le immatricolazioni, le risposte, la partecipazione a dei bandi. Anche in questo ci può essere qualità, c'è qualità sia se si semplifica il processo, sia se si riesce a dematerializzare il processo, in modo che il processo possa essere attivato e utilizzato dall'utente in maniera costante. Ovviamente, se tutte le procedure sono messe online, la fruibilità di quella procedura è sempre accessibile senza dover attendere l'orario di sportello e quant'altro.